Entroterra veneziano, un giorno col fiato sospeso, critica la situazione nel Milanese. Ieri la pioggia ha fatto tracimare i fiumi minori, paralizzando la viabilità di comuni come Noale e Scorzè. L'acqua era arrivata ovunque, anche all'interno di alcune abitazioni. Pioggia che ha continuato a cadere inesorabilmente, facendo alzare a livello allarmante le acque dei fiumi Marzenego ed Ese, mentre è preallerta per il Piave e il Muson. E siamo qua tutti allerta, anche noi a casa guardiamo continuamente perché siamo già stati colpiti anni che fu. E sicché abbiamo sempre la paura di trovarci ancora l'acqua dentro e non gliela auguro a nessuno. Si guarda il fiume mentre a fatica scorre sotto i ponti, mentre le golene si allagano e l'acqua conquista sempre più spazi. Consideriamo che ci sono state piogge eccezionali, cioè il 200% di quanto è caduto l'anno scorso in questo periodo. Per cui, ecco, nonostante questo, l'emergenza c'è stata ieri pomeriggio, ieri sera, stanotte è rientrata. Questa mattina siamo tornati alla normalità, ma non è tornato alla normalità il tempo. Un po' di paura c'è perché si vedono comunque i canali che sono al limite, alcune zone si sono allagate, per cui un po' di timore c'è. A Scorzè la situazione in estate non è migliore, si cerca di tornare ad una normalità che è sempre a rischio. L'acqua ha invaso le abitazioni di via San Benedetto, entrata dagli scantinati e risalita lungo i muri. Sembrava, raccontano, impossibile fermarla. Siamo riusciti a tirare sull'acqua, ma ripeto, veniva come una cascata all'interno della casa, attraverso le scanellature, attraverso le prese della corrente usciva l'acqua. Si pulisce, si fa una prima conta dei danni approssimativa. Un tecnico ci ha detto di fare un elenco dei danni e che si vedrà. Rimane la paura e un senso di rabbia e frustrazione. Se con 5 ore di pioggia abbiamo avuto questi danni, sicuramente è un evento che potrà succedere anche in futuro, quindi bisogna difendersi.